Cioè, io fossi un tifoso della Juventus, io questa sera ad Allegri o sputasse in faccia, sono sincero, ma io sputasse in faccia, cioè ragazzi, non è possibile. Intanto, giovani, buonasera e ben ritrovati sul canale di Napolis 1926, Paris-Juventus 2-1 per il Paris Saint-Germain, ma la Juventus, anzi Allegri, ha dato dimostrazione pure questa sera di non capire niente, voglio, di non capire niente. E mo te lo spiego pure il perché. Perché tu sul 2-1 hai cambiato modulo 4-4-2, quindi stavi andando benissimo, benissimo, grazie a un errore di Donnarumma. Eppure qui è un mistero come Donnarumma faccia parate della Madonna e cagate della Madonna, è una cosa incredibile. Cioè, io ho messo il circo lì, la tenda del circo, proprio per Massimiliano Allegri. Perché tu stasera non ci hai capito niente. Dopo 30 minuti stavi sotto 2-0 clamorosamente. Milik che sbaglia un gol a porta vuota, praticamente lo stesso identico errore di Milik di cos'era? Di Liverpool-Napoli, sempre in Champions League. Cioè, io una cosa allucinante. Ma tu stai andando bello con il 4-4-2, poi che fai? Togli Milik, metti Locatelli, cioè cose assurde, voglio, cose assurde. Io per quello che ho messo il circo lì, perché questo è un circo. La Juventus è un circo. E poi voglio, non mi venite a dire, poi stasera, mo ci saranno tutti, la Juventus non meritava di perdere, meritava il pareggio. Ragazzi, questi mi hanno fatto 4 ripartenze, e perché Mbappé è bastardo e non passa il pallone, perché sennò se finiva 6-1 il Paris non aveva rubato niente, diciamoci la verità, diciamoci le cose come stanno. Poi la Juventus di sicuro potrà recriminare, perché io non so, Vlahovic non struscia una palla, cioè Vlahovic non tocca una palla, Milik in confronto a Vlahovic, Milik è 100 volte meglio di Vlahovic, cioè cose assurde, cose che io non mi sarei mai immaginato di vedere. Milik che gioca meglio di Vlahovic addirittura. Cioè ragazzi, al minuto 83 o 89, che minuto era? Vlahovic va a fare lo scambio con Kane. Allegri gli dice no, aspetta, non andare, devi aspettare. Chi devo aspettare che stiamo andando in contropiede? Ma chi devo aspettare? Intanto è finito anche il Milan 1-1 con il Salisburgo, se non erro, mi sa proprio con il Salisburgo. Ci può stare, il Lipsia che perde in casa è clamoroso, vi sputerei in faccia perché io ho messo la vittoria live, l'1 secco del Lipsia ha perso 4-1 con lo Shakhtar. E intanto è finita, Paris-Juventus 2-1, ci sarà tanto da recriminare secondo me. Io lo dico da napoletano, la squadra ce l'avete, perché la Juventus la squadra ce l'ha, ma se in panchina tenete ancora quello che in finale di Champions League non lo sapete nemmeno voi come ci siete arrivati quei 2 anni. Sentite a Neapolis, che ti fa Napoli? Mandatelo a casa, perché Kill è veramente scandaloso. Non ingarra una partita, lì si merita di andare al circo di Massimiliano Allegri. Sopra ci scriviamo Juventus, oppure la vecchia signora, decidete voi. Il Napoli domani perderà, possiamo perdere, non c'è problema, perché tanto le squadre in Champions League fanno tutto schifo. Poi non è che il Napoli ha preso la squadretta, ha preso anche lui il Liverpool, certamente la Juventus ha preso il Paris Saint-Germain, però queste sono figure che secondo me è meglio non fare. La Juventus stasera, ma non a livello proprio di tattica, niente, non c'era, la Juventus non c'era. Io non lo so che dirvi. Se a voi Juventini vi va bene continuare con questo allenatore, secondo me non state buoni da capo. Ciao,